C'è chi come Achille Variati nel PD ha prima fatto un passo indietro, arrabbiato a dir poco, poi un altro in avanti, tornando in corsa dopo l'appello dei vertici. C'è chi come Elisabetta Gardini ha lasciato Forza Italia dopo 15 anni sbattendo la porta. Europee, terreno di conflitti interni più o meno risolti e soprattutto trasversali, quasi nessun partito immune dal mal di pancia, nemmeno la Lega che conta su sondaggi favorevoli. I rumors dal Veneto per le scelte di Via Bellerio, ancora non ufficiali, non sono certo leggeri. Troppo poche le 4 candidature venete contro le 5 dell'Emilia e nomi che al di là di Gianantonio Darè e Mara Bizzotto sembrano scelti per non dare fastidio proprio ai sopracitati. La padovana Paola Ghidoni e il veronese Paolo Borchia. Fuori calibri regionali come Ciambetti, Canere e Sandonà, fuori gli Zaia Boys. È l'ennesimo conflitto che si consuma tutto dentro al carroccio, con in più la volontà di Salvini di devenetizzare in qualche modo il peso specifico della Lega in ambito elettorale? Da fuori il governatore Zaia cerca di spegnere ogni fiamma. Come sapete io non seguo ste robe, però mi risulta anche che non sia chiusa questa partita, per cui attendiamo di vedere le liste finali e poi vedremo. Quindi si può vedere qualche famoso zaiano? Ma no, non esistono i zaiani, assolutamente no, ma non esiste. Poi queste manfrine sono manfrine della politica, c'è sempre il capo e il vice. In tutte le cose c'è sempre il capo e il vice, assolutamente no. Esiste la Lega, esiste un progetto di governo e amministrativo che vogliamo portare avanti. Dal Carroccio Veneto intanto la rassicurazione di queste ore è che ci sarebbero pronti altri 2 veneti per portare a 6 le candidature, ma tutto ruoterà ancora una volta attorno ai nomi.